Dopo 8 anni di attività di indagine e dopo un lungo processo nel corso del quale sono stati sentiti innumerevoli testi e sono stati acquisiti documenti, si è dimostrata l'assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati del direttore della filiale di Busa di Vigonza della Banca Popolare di Vicenza, Federico Zambrini. È una restituzione di dignità che mette in evidenza la serietà dell'operato di questo dipendente, di questo dirigente, un professionista che si è sempre contraddistinto per la correttezza nel funzionamento degli istituti dove egli ha prestato la propria attività di direttore. Il suo difensore Roberto Rigoni Stern commenta il verdetto del Tribunale di Padova che ha assolto Federico Zambrini, 56 anni, di Piovene Rocchette, vittima dell'ennesimo caso di mala giustizia. La sua, dopo 6 mesi di ingiusti arresti domiciliari e altrettanti di obbligo di firma, è stata una carriera distrutta, un incubo del tutto ingiusto, come più volte ha ripetuto il direttore dell'epoca della filiale di Busa di Vigonza dell'allora Banca Popolare di Vicenza, in procinto di prendere servizio a quella più prestigiosa di Bassano. Non avvenne perché fu arrestato per riciclaggio, perché ritenuto complice di una presunta associazione per delinquere dall'antimafia di Padova, come ipotetico consulente finanziario della criminalità organizzata. In realtà nulla di tutto questo, come aggiunge l'avvocato Rigoni Stern. Noi siamo contenti perché la giustizia è prevalsa in una situazione veramente drammatica che ha contraddistinto la vita di questa persona negli ultimi 8 anni. La difesa ha sempre sostenuto che Zambrini non potesse conoscere l'origine illecita delle somme movimentate sui conti, che l'operato del direttore era stato corretto. Assoluzione perché il fatto non sussiste. Una sentenza che chiude una angosciante vicenda culminata con il licenziamento, l'esposizione mediatica e un pesante prezzo personale pagato sia da Zambrini che dalla sua famiglia, che nessun risarcimento per l'ingiusta detenzione potrà restituirgli a causa di questi lunghi 8 anni vissuti sulla graticola della giustizia.